Carissimi amici, buongiorno, è un po' di tempo che non ho lasciato il friscaletto, i tutorial, i video col friscaletto. Grazie a una carissima mia amica, una friscalettoma, appassionata di friscaletto, Arianna. Allora mi ha fatto venire in mente così di fare un video, un tutorial, come dico, un video consiglio per fare vedere le note di questo pezzo famoso. Cutilurissi, no? Che lui si scrive cutiludissi, no? Però noi, ad esempio, noi siciliani in Trapani diciamo cutilurissi, cutilurissi, insomma, famosa canzone portata a successo da Rosa Ballestieri con la voce inconfondibile, no? Come ci sono come la voce dei Neri d'Africa, la voce soul, no? E questa voce così bella, calda, siciliana, sicula, mediterranea, no? E allora, siccome Aranna mi ha fatto ricordare di questo pezzo, di solito questo brano è cantato, però si può fare anche col friscaletto e sicuramente si può anche fare insieme a un cantante, una donna, un uomo, come pezzo folcloristico siciliano, no? Io ve lo faccio ascoltare, oggi lo facciamo col friscaletto, io ultimamente prediligo anche molto suonare i friscaletti in plastica, soprattutto, ripeto sempre, vanno bene per chi inizia, in quanto il friscaletto in canna è soggetto agli agenti atmosferici, quindi alla pioggia, al vento, se fa troppo caldo, se fa troppo umido, troppa umidità. E soprattutto per chi si accinge all'inizio, io lo consiglio tantissimo, poi eventualmente vi metto poi sotto nella spiegazione vi metto anche i contatti per prendere contatti col maestro Enzo Pinzoni a Torino, che lui ricostruisce, e devo dire sono molto intonati, anche perché gli do un po' di consigli anch'io, e quindi ma soprattutto all'inizio vanno molto bene, vanno anche bene perché a parità di tonalità i buchi sono anche un po' più distanziati fra di loro che magari un friscaletto in canna dove sono magari ancora più piccoli e magari, però senza nulla di il re è sempre il friscaletto in canna, no? Però io devo dire che ultimamente li preferisco soprattutto per chi inizia, ma anche per molte situazioni all'aperto dove la plastica, in questo caso il polistirene, tiene molto il suono, l'intonazione, non si attuppa, no? Non si otturano con l'acqua. Allora, vi faccio sentire l'introduzione e poi la strofa, quindi abbiamo l'introduzione e poi praticamente la strofa che poi fa da ritornello. L'introduzione farà sempre poi da separazione delle varie strofe della cantante. Allora, l'introduzione sarebbe così, questa è la tonalità. Allora, c'è sempre il problema di chi suona ad orecchio. Io mi rivolgo soprattutto a quelli che non sanno niente di musica e che suonano ad orecchio, quindi che dovranno molto ascoltare, insomma sono molto dotati con l'orecchio, quindi devono solo ascoltare e non leggono le note. Perché invece chi di voi volesse poi, come al solito, lo spartito poi io glielo mando gratuitamente, quindi però nel video soprattutto è fatto per chi non ha conoscenze di solfeggio, non conosce la musica, gli accordi, le tonalità e deve solo guardare il video, le dita. Potete poi sempre rallentare la velocità del video e così guardate bene le dita. Allora, l'introduzione è questa. Ok? Quindi la facciamo un po' più lenta, potete anche mettere la velocità lenta, però già io vi guido. Si parte tutto chiuso, questo è il friscaletto in Do, quindi tutto chiuso da là. Ok? La ripetiamo? Oh. Questa è l'introduzione che poi servirà anche da strofa col ritornello, quindi per separare poi i versi della cantante. Poi abbiamo invece la canzone vera e propria, quindi la parte cantata.
Rifacciamo, l'ho attaccata all'introduzione, rifacciamo la parte cantata. Cuti ludissi, sarebbe quella lì. Dopodiché l'introduzione che poi porta alla fine. Nella versione col friscaletto la potete fare quanto volete, ripetete, andate avanti e indietro, mentre se suonate con una cantante o con un cantante vi alternate la strofa col friscaletto. Addirittura nel finale il friscaletto, oltre a fare l'introduzione, potete anche fare una volta voi il canto. E poi introduzione per finire. Ok, questo è quindi cutiludissi, ma in dialetto noi diciamo cutilurissi, 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 quindi la D diventa una R, trovate scritto cutiludissi, ma noi almeno a Trapani diciamo cutilurissi. Boh, chiedetemi se avete dei problemi, ditemi tutto, domandatemi, mettete like, iscrivetevi al canale, Nino Carriglio, Linux, iscrivetevi al canale e mettete il like, mettete la campanella per attivare tutti i video, tutte le notizie, così vi compariranno. Chiedetemi di spartite, ve lo mando, perché suona d'orecchio, dovete solo ascoltare, ripetere lentamente e ripetere e muovere i buchi. Ultimamente non sto mettendo più, devo ultimare poi le mie tarantelle, metterò la seconda e la terza parte da Trapanisa, non sto mettendo tanta roba difficile perché diventa anche più difficile, ma soprattutto mi rivolgo a chi inizia, quindi piano piano questi pezzi molto facili e poi si passa poi a quelli più difficili. Comunque fatemi le vostre richieste che io adesso che ho un po' più di tempo poi vi risponderò e mi dedicherò di più al frescaletto, perché non so cosa fare prima: clarinetto, sassofono, zampogne, cornamuse, ciaramelle. Ragazzi, arriva il Natale e ora si va in giro con la zampogna. Ciao ragazzi, un grande abbraccio da vostro Nino, iscrivetevi al canale e mandatemi, vi manderò partiture e tutto in maniera sempre molto gratuita. L'importante è che diffondete questo canale per avere tantissimi follower, da poter anch'io sostenere poi le spese per farvi tutto. Ciao ragazzi, iscrivetevi!